stamattina Putin ha inviato alcune unità antincendio in Siberia perché davvero sta prendendo fuoco tutto, quindi ci sta proprio un mega incendio in Siberia. Infatti anche Trump ha inviato alcune, diciamo, aiuti a Putin. In effetti questo rogo sta devastando quasi tutta la Siberia e anche questo, diciamo, tutto questo fumo potrebbe diciamo, influenzare il clima a livello mondiale, perché qua si parla di 3 milioni di ettari che stanno andando in fuoco, non un chilometro, 3 milioni di ettari che stanno andando a fuoco. Il fumo già ha colpito piccoli centri urbani e anche grandi città come Siberia occidentale, l'Altai, la città degli Urali. Diciamo che sta camminando questo fumo quasi ovunque, quindi sì, ci sarà sicuramente un impatto sul riscaldamento globale e quindi stanno cercando in tutti i modi di spegnere questo incendio, anche se incendio non è, perché qua si parla di 3 milioni di ettari, ragazzi, una cosa davvero immensa. Diciamo che gli scienziati hanno detto che sicuramente avrà un impatto ambientale e sul riscaldamento globale per via delle emissioni di anidride carbonica. Quindi diciamo che è un brutto guaio e contribuirà comunque ad accelerare lo scioglimento dei ghiacciai dell'Artico. Quindi è già da lunedì che stanno andando in fiamme 3 milioni di ettari, quindi tutta quasi la regione della Siberia nord-orientale. Diciamo sono una cosa che non si era mai vista prima, ragazzi. Alessandro qua invece proprio niente, sta mettendo un po' a maltempo, ma nulla, sta cambiando veramente il tempo, però non piove, è grigio, diciamo così, il tempo qua a Salerno. Quindi ragazzi, questo incendio è senza precedenti, quindi segno proprio di una crisi, diciamo, climatica. Quindi stanno continuando comunque ad andare in fumo, stanno arrivando aiuti dall'America, da tutte le parti, ma non si riesce a spegnere questo immenso incendio. Questo non è un incendio, ragazzi, questo è qualcosa di mostruoso, infatti anche dal satellite si vede, quindi non è una cosa, ragazzi, un incendio qualsiasi. Qua secondo me per spegnere questa cosa, con tutto l'impegno che vorranno metterci, ci vorranno secondo me 15-20 giorni se ce la fanno. Però pensate in questi 15-20 giorni che quanta anidride, diciamo, carbonica salirà in aria e quanto influenzerà sul prossimo inverno. Che sì, l'ho letto ieri questo, Alessandro, sì, 6 vulcani sotto acqua, sì, l'ho letto ieri, sì, l'avevo letto. Poi sono tante le cose da fare, video che è un casino. Siberia, tutta la Siberia in effetti, quindi Groenlandia, sta prendendo proprio fuoco, ragazzi, qui. Quindi diciamo tutta la regione Siberia nord-orientale, quindi il lato nord-orientale della Siberia. Sì, 3 milioni di ettari, capi che significa? Lei sa che quanta anidride carbonica sta nell'aria ora e quanta polvere sottili salirà. 3 milioni di ettari, io, secondo me è una cosa, ciao Cristiano, è una cosa impressionante al finale, ragazzi. Cioè, loro lo hanno chiamato incendio senza precedenti, ultimo segno di una crisi climatica. Pensa un po' che cosa, e ci sta in mezzo addirittura l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Pensate un po', ragazzi, che cosa sta succedendo là per muoversi tutta sta gente. Cioè non è che è arrivato uno così. Pensa che anche Trump sta aiutando a Putin con tutti, diciamo, i loro disaccordi. Sì, ora stanno a 3 milioni,2 già. Hanno incominciato 3 milioni, ora stanno a 3,2, con tutti che stanno cercando di spegnere e non ci riescono. Quindi è destinato ad aumentare, ragazzi, per il momento. Quindi
Anche dal satellite si vede uguale, proprio dice che si vede proprio una macchia, dice gigantesca proprio. Se calcolate che la Siberia, ragazzi, è gigantesca, voi pensate che la Russia è il paese più grande come l'America? No, no, ci sono anche i boschi, non è solo neve. Ci stanno boschi, animali. Poi parliamoci chiaro, avvocate, adesso lì è come qui, diciamo è il periodo estivo. Quindi diciamo in queste zone ci stanno gli abeti, gli alberi, quindi stanno andando a fuoco. Quindi ci sta la neve, ma in inverno ora si è sciolto, quindi ora è il periodo estivo anche lì. Quindi tutti gli animali che ci sono lì è un casino, ragazzi. A parte 3 milioni di ettari, se quanti animali muoiono? Secondo me no. Secondo me sì, sì, l'ho letto sul più di 30 gradi, 30 gradi Celsius, sì. Ma ragazzi, ma con tutti questi aerei secondo me non faranno niente. Pensate che lunedì erano già 3,2 milioni di ettari, sono aumentati di 200 milioni, diciamo, 3,2 milioni di ettari, quindi è aumentato, chissà che dove arriverà. Le fiamme sono arrivate sopra il livello di 30 gradi Celsius, quindi immaginate, ragazzi. E poi la cosa brutta, ragazzi, è che ci sta un forte vento che sta producendo proprio sto incendio, capite? Non si sa, avvocate, ma credo di no, forse le temperature, queste cose qui. Poi lì una volta che prende fuoco qualcosa, lì estate pure lì, quindi là sono tutti boschi. Quindi là ha fatto proprio terra bruciata. No, no, non è doloso, no, no. È dovuto al surriscaldamento, quello è andato in fuoco così normalmente. Adesso col vento è stato aiutato dal vento, purtroppo questo piccolo incendio, e poi sta andando forte proprio perché il vento è aumentato, l'incendio quindi viene trasportato pure dal vento, quindi la temperatura è altissima e quindi un casino, ragazzi. Ok, lascia, vabbè. Va bene, ragazzi, comunque in caso di qualche nuovo, diciamo, Alessandro me l'aveva detto, questo incendio in Siberia, ho fatto questo video, però sta ancora in corso questo incendio, ragazzi, quindi la notizia è solo che ci sta questo incendio. Purtroppo, siccome è troppo vasto, no, perché è gigantesco, immenso, queste sono parole forse che non bastano neanche per dire quanto è grande, quindi sì, Alessandro, dopo, sì, sì, dopo controllo un attimo io. Quindi ragazzi, ci sentiamo dopo, se saprò qualche cosa, se hanno riuscito, anche se non credo proprio, a, non dico a spegnerlo tutto, ma diciamo che sta incominciando a indietreggiare, quindi diciamo spero che faccia questo aggiornamento. Ci sentiamo dopo, ragazzi, e buon appetito a tutti. A dopo.